Borgia, siamo alle 12, 21 minuti primi, sempre in viaggio con Isoradio. Allora, prima di approfondire appunto il tema che ho già preannunciato nel nostro spazio dedicato alla giustizia e economia, oggi esploreremo il mondo del notariato, però prima di questo volevo anche aggiornare quella che è la situazione sulle nostre strade. Buone notizie per coloro che sono in transito sulla strada statale 12 della Betone e del Brennero, risolto l'incidente che aveva causato delle code, un incidente che vedeva coinvolti mezzi pesanti tra Buttapietra e Cadi Davide in direzione nord. Come detto, la situazione è stata risolta. Ricordo invece la coda per lavori, siamo sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. Allora, siamo con Enrico Sironi, consigliere nazionale del notariato, responsabile dell'area propositiva. Benvenuto su Isoradio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buongiorno. Allora, oggi lei sarà un po' la nostra guida, ecco, cercheremo di esplorare il mondo del notariato, che è una componente anche questa importante. Noi lunedì abbiamo questo spazio dedicato alla giustizia, insomma un apporto importante lo dà anche il notariato, no? Ecco, la figura del notaio ci aiuti un po' anche ad inquadrarla. Quanti sono in Italia? Perché questa è la prima domanda che volevo proprio porle. Quanti sono in Italia? Perché si è sempre detto che forse sono pochi, ce ne vorrebbero un po' di più. Ma guardi, il numero dei notai previsti è di 6.279. Il numero dei notai che effettivamente sono in esercizio in questo momento è di circa 4.900. Dico circa perché man mano che un notaio raggiunge i 75 anni o, ahimè, in caso di decesso, ovviamente c'è qualche notaio che viene in meno e quindi il numero non è fisso, ogni giorno può variare, insomma, però il numero più o meno è quello, 4.900. Le sedi che sono scoperte devono essere coperte mediante un concorso pubblico gestito dal Ministero della Giustizia. Attualmente sono in essere 2 concorsi per un totale di 500 posti. Ecco, poi si è sempre detto, per noi che non facciamo questo ovviamente di professione, che è un concorso anche molto difficile, molto complicato, che al massimo si può tentare 3 volte, è così? Con la normativa attuale si può tentare al massimo 3 volte, esatto. Ed è complicato? Lei ce lo conferma, notaio? Io le mie fatiche le ho fatte, diciamo così. Benissimo. Senta, ma voi come rispondete come notariato? Perché poi magari per chi appunto non è addetto ai lavori, spesso sulla figura del notaio, ecco, sentiamo dire è un po' una corporazione chiusa, si sa. Ecco, voi come rispondete a queste? Io rispondo semplicemente che non è vero. In Italia tra i notai attualmente in esercizio, i notai che sono figli di notaio, comunque che hanno parenti stretti notai, sono meno del 20%. È una categoria dove c'è un elevato numero di donne, abbiamo abbondantemente superato il 30%, nei concorsi degli ultimi 10 anni spesso e volentieri ci sono più vincitrici che vincitori. Quindi è una categoria dove c'è anche molto spazio per l'altra metà del mondo, come si dice, sì. Insomma. Non è una categoria chiusa, anzi l'ascensore sociale funziona nel notariato. Certo, bisogna fare il concorso e superare il concorso, ma questo è una garanzia per il cittadino e per lo Stato, perché il ruolo del notaio è esattamente quello di garantire le transazioni immobiliari, garantire le operazioni societarie nell'interesse dell'ordinamento e nell'interesse dei cittadini. Le do un dato. Prego. In Italia, con il nostro sistema, il contenzioso conseguente alle operazioni immobiliari è lo 0,003%. Significa 3 casi su 100.000. Ecco, poi approfondiremo proprio questo, insomma, la vostra figura di garante, perché magari non tutti la pensano nello stesso modo, cercheremo anche di capire perché. Ecco, ma la figura del notaio, anche questa è forse una leggenda metropolitana, esiste solo in Italia? Assolutamente no, c'è il notaio nello stile nostro, insomma il notariato cosiddetto latino, sì. Esiste in 87 paesi al mondo. E la popolazione che vive nei paesi con il notariato come il nostro supera il 60% della popolazione mondiale.
I paesi di maggior sviluppo economico in questi ultimi anni, cito la Cina, cito l'India, sono paesi nei quali si sta introducendo o è stato appena introdotto il notaio proprio copiato, diciamo, dall'esempio italiano. E invece nei paesi anglosassoni? Nei paesi anglosassoni esistono delle figure che si limitano a certificare, io dico che tu sei tu, cioè si limitano a identificare chi firma un atto, ma non svolgono alcun controllo e non assumono alcuna responsabilità sul contenuto dell'atto, che è il di più che fa il notaio come il nostro. Certo. Questa è la differenza, perché è questo che svolge quella funzione di cosiddetta giustizia preventiva, tale per cui l'atto notarile lascia pochissimo spazio poi al contenzioso. Esatto. E poi ci sono invece paesi dell'area scandinava, l'Islanda, che hanno questo sistema misto. Ecco, questo per inquadrare un po' il tutto, esatto, no? Il tutto. Esatto. Ecco, ovviamente ultimamente abbiamo sentito parlare molto di notariato, anche perché c'è questo disegno di legge liberalizzazione, magari ora ne parleremo, lo ricorderemo un po' a chi ci ascolta, che vi ha toccato in prima persona, ha toccato la vostra figura professionale, e ricorderemo magari anche perché. Allora, notaio, le chiedo di rimanere con noi, facciamo una breve pausa musicale e poi riprenderemo proprio da qui, dal disegno di legge liberalizzazioni. 348 103 1010 anche per i vostri SMS per poter intervenire.